In arrivo novità circa le elezioni comunali 2021 a Porto Empedocle. Il comune si costituisce nel giudizio elettorale proposto dinanzi al TAR di Palermo dal candidato sconfitto Calogero Lattuca. L'ultima consultazione elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale a Porto Empedocle, svoltasi lo scorso ottobre 2021, ha visto vincitore il candidato sindaco Calogero Martello, proclamato eletto in esito al turno di ballottaggio, che lo ha visto scontrarsi con il secondo candidato più votato, cioè Salvatore Iacono, poi nominato consigliere comunale e presidente del Consiglio. Avverso l'esito delle suddette elezioni, ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo l'altro candidato a sindaco Calogero Lattuca, detto Rino, che al primo turno aveva ottenuto 2.157 voti di preferenza, chiedendo così l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e del Consiglio comunale per presunte anomalie verificatesi nelle sezioni e quindi il riconteggio di tutte le schede. L'amministrazione comunale empedoclina, ricevuta la notifica del ricorso, si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avvocato Rubino, eccependo l'inammissibilità e la palese infondatezza del ricorso, in quanto volto a una ingiustificata e non consentita ripetizione in sede giurisdizionale dello spoglio dei voti in tutte le sezioni elettorali, finalizzata ad accertare poi in sede di verifica la sussistenza di eventuali errori. L'avvocato Rubino ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per le genericità delle censure, non avendo parte ricorrente opportunamente specificato le schede contestate, la cui correzione potrebbe capovolgere l'esito della competizione elettorale nelle sezioni coinvolte e le incongruenze riscontrate. Si è costituito così in giudizio anche il sindaco proclamato eletto, dottore Martello, con il patrocinio dell'avvocato Impiduglia. L'udienza pubblica del giudizio, attualmente pendente dinanzi al TAR di Palermo, è stata fissata per il prossimo 14 dicembre 2021.